Alla canna del gas, letteralmente, e non finisce qui. I vistosi rincari sul costo dell'energia sono soltanto una parte della stangata che si sta abbattendo sulle famiglie, causa una crescita dell'inflazione che non toccava simili livelli da oltre 30 anni, il 7%, con il Veneto nelle prime 4 posizioni a livello nazionale. Si apre così l'editoriale di Francesco Iori sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Il titolo eloquente: Italia sempre più povera, nel Veneto va pure peggio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 20 giugno 2022, la prima notizia del giorno riguarda proprio l'impatto devastante dell'inflazione. Oggi la povertà assoluta, scrive Iori, in Italia tocca 5 milioni e mezzo di persone, oltre un quarto delle quali sono minori. La povertà relativa invece investe 8 milioni di individui. In Veneto però le due cifre diventano rispettivamente di 250.000 e 900.000 soggetti, insieme oltre un cittadino su 5. E attenzione, neppure chi lavora è protetto, con i salari al palo, erosi da un'inflazione mai vista da 30 anni. E sempre Iori nel suo editoriale ricorda che il salario medio annuo lordo in Italia è oggi di 29.000 euro, l'unico paese OCSE dove le retribuzioni sono diminuite quasi del 3%, tra l'altro, mentre ad esempio sono salite del 15% in Olanda, del 31% in Francia, del 34% in Germania. Gli effetti si vedono e si toccano. Secondo il recente rapporto sulla povertà lavorativa, il 12% degli occupati italiani, quindi di chi ha comunque un reddito, è povero, a fronte di una media europea del 2%. Tradotto, il costo della crisi viene scaricato sui più deboli, che sono, secondo Iori, profughi della vita in casa loro. Quasi 1 milione di persone in Veneto quindi vive sotto la soglia di povertà relativa. E nell'editoriale di Iori poi sono snocciolati un'altra serie di dati che dimostrano come la forbice tra le persone più ricche e chi invece è più povero si è allargata, le disuguaglianze sono cresciute e il tenore di vita medio si è abbassato. E quindi la conclusione nel titolo: Italia sempre più povera, nel Veneto va pure peggio. Voltiamo pagina e parliamo di Chloe Bianco, una serata contro l'omofobia, l'omotransfobia, una serata in memoria di Chloe Bianco. La notizia sul Gazzettino di oggi: Malgioglio, concerto per Chloe, omotransfobia, norme più severe. A Padova il Pride Village ha deciso di dedicare la sera di sabato a Chloe Bianco, la professoressa vittima di transfobia e morta suicida che la settimana scorsa è stata trovata carbonizzata nel suo camper ad Auronzo, nel Bellunese. Nel 2015 era stata sospesa dall'insegnamento dopo le lamentele di un genitore. Cristiano Malgioglio, ospite a sorpresa del Pride Village, ha dedicato il suo concerto a lei, mentre parole durissime sono arrivate dal deputato Alessandro Zan all'indirizzo dell'assessora regionale all'istruzione, al lavoro e alle pari opportunità Elena Donazzan, che aveva definito Chloe Bianco un uomo travestito da donna, concetto che tra l'altro ha ribadito di recente, qualche giorno fa, in un'intervista radiofonica a Radio Sole 24 Ore, dove di nuovo si è espressa parlando di Chloe Bianco al maschile. E quindi il democratico Alessandro Zan chiede le dimissioni di Elena Donazzan da assessore della giunta Zaia, incarico quello di assessore regionale, tra l'altro che la Donazzan ricopre da 16 anni, un record assoluto, è in giunta da ancora più tempo del presidente della giunta stesso, Luca Zaia. Nel frattempo la associazione Magistratura Democratica, in un documento approvato
all'unanimità nel congresso a Roma ha criticato la sentenza su Chloe. La professoressa Bianco aveva chiesto nel processo che fosse riconosciuto il suo diritto a essere quella che si sentiva di essere, di dichiarare che quello che lei era, una donna, non un uomo vestito da donna, e questo non rappresentava alcuna violazione degli obblighi del suo lavoro di insegnante, così scrivono in una nota. È stato un processo nel quale ha avuto torto, è stata una decisione sbagliata, non moralmente o eticamente non condivisibile, ma giuridicamente sbagliata. Sul Mattino di oggi un'intera paginata che apre appunto con il documento di Magistratura Democratica sulla sospensione sui trasferimenti. Non c'è stato alcun inadempimento disciplinare secondo le toghe. Chloe contro di lei una sentenza errata, quindi il virgolettato, e poi il pezzo di Andrea Liberati che racconta la serata al Padova Pride Village, emarginata dalle istituzioni. Il suo caso riguarda tutti noi. Il ricordo al Padova Pride Village con il parlamentare Zan del Partito Democratico e Chloe Facchini, prima chef transgender della TV. Chi ricopre incarichi pubblici non può lasciare messaggi che legittimino gli odiatori. Questo il messaggio dal Padova Pride Village. Uno specchietto ricorda anche alcuni appuntamenti. Ad esempio giovedì è previsto un presidio degli studenti contro l'assessore Donazzan, Studenti Uniti contro le discriminazioni, un presidio per chiedere le dimissioni di Elena Donazzan. Non è certo il primo, ma dopo le ultime dichiarazioni dell'assessora regionale alle pari opportunità, al lavoro e all'istruzione riguardo al suicidio di Chloe Bianco, le associazioni studentesche del Veneto e diverse realtà del territorio si incontreranno giovedì 23 giugno alle ore 18 in campo San Geremia a Venezia. L'iniziativa lanciata dalla rete degli studenti medi e dall'Unione degli Universitari attacca direttamente l'operato della Donazzan in questi anni di mandato, soprattutto per quanto riguarda le sue posizioni sui temi LGBTQ. Ci sono anche le dichiarazioni di Vladimir Luxuria che ha detto: qualcuno oggi si dovrebbe sentire in colpa, non c'è solo il diritto di studenti e studentesse di andare a scuola, c'è anche il diritto delle insegnanti transgender di poter esercitare il loro lavoro, il loro diritto al lavoro. Così Vladimir Luxury, appunto, che commentando quanto accaduto a Chloe Bianco ha detto: una pagina vergognosa, perché di fatto una persona si è tolta la vita perché le è stato tolto il lavoro, la dignità, l'inclusione, e io mi auguro che almeno un docente agli esami di maturità si vesta con abiti femminili in segno di amore nei confronti di questa vittima. Luxuria ha commentato anche le parole di Donazzan e ha detto: qualcuno forse oggi si dovrebbe sentire in colpa. Questo per quanto riguarda la tragedia di Chloe Bianco, vittima di transfobia. L'ultima notizia di oggi invece arriva da Verona. Troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi rubrica che si intitola Il dopo elezioni in regione, anche se a Verona naturalmente non siamo ancora in questa fase, siamo nel mezzo delle elezioni perché si terrà il ballottaggio domenica prossima, e quindi il titolo: Verona nessun accordo, sfida Tommasi Sboarina con il centrodestra diviso. Tosi dichiara che per decidere quale indicazione di voto e se darla ai suoi elettori farà un vertice con Forza Italia per decidere insieme. Il sindaco uscente è in svantaggio rispetto al candidato del centrosinistra e la sua decisione non aiuta, dice Tosi, riferendosi alla decisione di Sborina di rifiutare l'apparentamento con Tosi, apparentamento che pure era stato richiesto da l'esponente già del Carroccio, ora da pochi giorni in Forza Italia, Flavio Tosi, già sindaco di Verona. Un'intera paginata di quotidiani del gruppo Gedi quindi per ricostruire la storia di queste elezioni comunali veronesi, con
le dichiarazioni di Matteo Salvini, che parla di un errore madornale. Se qualcuno per logica, rivalità o antipatia non ha stretto l'accordo, secondo me ha sbagliato. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia si fa garante della piena condivisione del progetto per dare al capoluogo Scaligero una squadra vincente. Crosetto, sempre di Fratelli d'Italia, Sborina non fa un atto politico ma personale, ha affrontato la sua decisione basandosi su rapporti personali. E Gasparri, ci auguriamo che gli elettori sostengano Sborina anche se lui ha assunto un atteggiamento inopportuno. Insomma, tutte le dichiarazioni dei leader del centrodestra contro Sborina, che pure dovrebbe essere sostenuto a questo punto da tutto il centrodestra. Una questione molto ingarbugliata, e quindi il titolo anche sul Gazzettino di oggi: il post voto in Veneto, verso il ballottaggio, sfida Tommasi Sborina all'incognita della Lega, saltato l'apparentamento con Flavio Tosi, il sindaco uscente Sborina quindi deve recuperare 7 punti. Gasparri, di nuovo anche qui le dichiarazioni di Gasparri di Forza Italia: Federico ha fatto un errore ma va sostenuto con convinzione. Insomma, il dato è che Tommasi parte in vantaggio, il candidato sindaco del centro-sinistra, 39,8% il risultato ottenuto da Damiano Tommasi al primo turno, 32,7% invece, quindi 7 punti in meno, il risultato ottenuto da Federico Sborina, sindaco uscente. E c'era poi il 24% di Flavio Tosi, ex leghista passato a Forza Italia, che al primo turno appunto si era classificato terzo e non ha, pur avendolo proposto, ottenuto l'apparentamento con Sborina, l'altro candidato del centrodestra. Insomma, una partita aperta, una partita in cui Tommasi parte in vantaggio. Vedremo al termine di quest'ultima settimana di campagna elettorale al ballottaggio chi la spunterà. Occhi puntati su Verona, quindi continueremo a seguire queste elezioni comunali fino all'ultimo, ma per oggi è davvero tutto. Grazie a tutte e a tutti per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci domani mattina.